We are Hive Division, we are a VFX studio and we hate green screen. Of course, like everyone else working in this field, we've been using green screen and blue screen since forever. It's not like we enjoyed throwing actors and directors inside that green vacuum and forcing them to pretending like something is actually there. It was alienating for them, it was torture, and we knew it. We first had a taste of the solution last year when we took care of the visual effects of Il Talento del Calabrone, a film directed by Giacomo Cimini and produced by Paco Cinematografica. We created the illusion of the shooting actually taking place on top of Milan skyscraper by first shooting the actual footage on location and then projecting the plates onto the filming stage thanks to an array of video projectors. This experience proved all the benefits of finally getting rid of green screen. Unfortunately, projecting pre-rendered images or videos still leaves you with some limitation. Even a small amount of parallax can quickly dispel the illusion. So for the past year, we have been studying ways of using a real engine to project a background rendered in real time based on camera position and using LED walls instead of projectors in order to achieve enough brightness to potentially reproduce any kind of environment. And then, as it usually happens in our field, ILM did it first with The Mandalorian, which applies the very same technology to spectacular results. We had to organize a test on a slightly bigger scale than we did before. So we teamed up with Trepi, our partner company who specializes in audiovisual solutions, and we decided to set the scene in the same world of our latest short film, La Fiamma. The technology is based on three different phases. Firstly, with a motion capture system, you detect the 3D position of the camera on stage. Then you use those 3D coordinates to determine how the environment would look into the field of view of the different LED walls as seen from the perspective of the camera. And finally, you have those rendered images projected on the LED walls. And all of these must happen faster than the camera can record a single frame. We're only scraping the surface of what this technology can do. The benefits are countless. The subject is completely immersed in the same kind of surrounding and immersive light you would get from a real location. You need a 6-hour sunset coming right up. Director, actors and artists are immersed in an environment they can interact and play with. Place markers onto props or actors and they can influence the lighting. Place your actor in a car, connect his gas pedal and steering wheel to the game engine and he can drive you through the scene. No need to send a 50-man circus around the globe anymore. Now you can send over a couple photographers, scan the place and recreate its 3D digital double. 3D elements can be added, removed or changed according to the director's wishes. All can be done inside a single filming stage. Many people can work in VR from home. If COVID gets back, ordinary sets stop. Virtual ones have built-in resilience. A careful planning gets you 90% of the shots completed on camera. Need to shoot more scenes? The virtual location is there, unchanged and ready for you. All of this was unthinkable just a few years ago. Then Unreal Engine 4 made it possible. You want to see what Unreal Engine 5 looks like? Now, this technique is bound to change everything in the film and TV industry. It started with massive productions such as The Mandalorian, but it will quickly make its way towards smaller productions as well. And the day will finally come when we all will say, green screen, your services are no longer required. Sono Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission, vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere venuti in questo festival in cui gli incontri sono così, diciamo, difficili, ma insomma i contenuti ci sono come avete potuto vedere dal nostro programma.
Ho scelto di partire con questo video, adesso vi spiego perché, ma prima vi presento gli ospiti di questo panel, a cominciare da Giulia Lavarone, docente di cinema a Padova, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission. Pino Perri, imprenditore, titolare di Print Materia. Riccardo Donadon, CEO di H-Farm. Marco Savini, CEO di Big Rock. E infine Giacomo Talamini, che avete già visto parlare di questa nuova modalità di produzione che sta sviluppando Hive Division, società di Asolo, e adesso dirà qualche parola in più, oltre al fatto che hai detto se tornasse il Covid, dovrei cambiare questo trailer, ma insomma quello è un piccolo accorgimento già vecchio. In che cosa consiste questa tecnologia che state sviluppando? È una tecnologia che abbiamo sviluppato nel corso dell'ultimo anno, prima che The Mandalorian andasse alla pubblica ribalta con la loro tecnologia, perché era è stato quasi un caso, nel senso che era l'unico possibile risultato di fronte a un requisito da parte di un'amica produttrice che aveva in mente un film che si poteva fare solo così, con questo sistema di produzione virtuale e con un controllo totale del background tramite engine real time e muri LED. Fondamentalmente non c'era un altro modo di fare quel film. Questo prima del Covid, prima che succedesse tutto quello che è successo. Dopodiché con l'arrivo del Covid e con i protocolli di gestione dei set da parte non solo degli streamer, che chiaramente sono i più rigidi, i più strutturati da questo punto di vista, ma da parte di qualsiasi produzione, è emersa la necessità di spostare le riprese progressivamente da quello che si faceva un tempo, o quello che si fa tipicamente nel cinema indipendente, di girare in esterni, in location. Invece emerge la tendenza sempre più forte verso la produzione in interni, in teatri di posa, con i limiti che ne derivano però, nel senso che tu vai in location e vai in esterna perché hai bisogno di sfondi, perché hai bisogno di ambientazioni, di location di un certo tipo. In teatro di posa ricostruire tutto in scenografia è complicato, a volte è spesso impossibile. Tipicamente si usa il green screen per sopperire, ma il green screen si porta dietro, oltre al mio odio, tutta una serie di problemi naturalmente dettati dai costi di post-produrre centinaia o migliaia di inquadrature e da tutta quell'alienazione che tipicamente provano, diciamo, i creativi dei film, quindi regista, direttore della fotografia, attori, nel lavorare di fronte a un elemento neutro e vuoto che non è ispirante. Quanto siamo lontani da avere questa tecnologia? Questa tecnologia è già in uso. No, in Veneto, diciamo qui un posto dove si possa... Noi stiamo studiando la possibilità di realizzare un teatro permanente di questa tecnologia qui, perché io sono fermamente convinto che nel giro di 2 anni ce ne saranno moltissimi, anche in Italia, perché questa tecnologia è la risposta a un problema che tutti i produttori si trovano di fronte in questo momento. E non passa giorno che io non mi sveglio la mattina, mi controlli le news e è stato annunciato un teatro di produzione virtuale a Vienna, ieri uno a Mannheim, a Londra ce n'è già uno naturalmente, a Monaco di Baviera la settimana scorsa, per cui spuntano come funghi perché sono la più logica risposta a un requisito sempre più stringente. D'altronde se il lockdown ferma le produzioni, di certo non ferma gli spettatori, anzi i numeri degli streamer sono in decollo verticale, per cui serve contenuto e serve un modo per produrlo in modo sicuro e nel rispetto della visione artistica dei registi e dei creativi. Grazie. Allora, io ho pensato di partire questo panel che è sull'opportunità che il Veneto offre alle imprese cinematografiche che extra regionali, diciamo, che vogliono venire su questo territorio, e in generale sulle peculiarità che può avere questa regione in termini cinematografici, proprio con un progetto, questo che Hive Division sta portando avanti, che trovo molto forte sia dal punto di vista tecnologico sia estetico per le possibilità che dà.